Buongiorno a tutti, con grande piacere do il benvenuto a tutti i partecipanti a questo nostro ciclo di conferenze organizzato dalla sezione di Firenze di Italia Nostra, dalla sottoscritta io sono Anna Guarducci, docente di geografia storica all'Università di Siena e da Saida Grifoni, tutte e due facciamo parte del Consiglio di Italia Nostra. Come potete vedere quindi dalla copertina, la prima conferenza sarà quella del professor Rombai, al quale darò la parola a breve. Vediamo in questa slide il programma delle nostre conferenze. Come vedete, il tema è Firenze, la piana, il paesaggio attraverso i secoli, i valori geografici e storici. Questo ciclo di conferenze è rivolto alle scuole, è rivolto ai cittadini, è rivolto ai professionisti e in modo particolare agli insegnanti che potranno far tesoro di questi contenuti, quindi nel loro fare scuola. Quindi si tratta di argomenti di grande interesse, quindi che avranno anche un taglio divulgativo. Come potete vedere dal programma che tutti immagino abbiate ricevuto, il nostro ciclo di conferenze è stato diviso in due parti. Una prima parte quest'anno in cui si affronterà, diciamo, l'evoluzione geostorica della piana a partire dall'età preistorica e fino grosso modo all'Ottocento, e poi una seconda parte che avrà luogo invece il prossimo anno, diciamo nell'anno 21-22, a partire quindi dal prossimo settembre-ottobre fino al maggio dell'anno successivo, in cui verranno affrontati singoli aspetti di Firenze e della Piana, quindi singoli aspetti, diciamo singoli elementi del patrimonio paesaggistico, del patrimonio storico, come le ville, come i parchi e i giardini, come le case rurali e il paesaggio rurale. Ecco, questo sarà il tema del prossimo anno. Quindi io darei subito la parola al professor Rombai, che sono sicura non ha bisogno di presentazione perché è stato il nostro maestro, sia mio che di Saida, ma è stato docente per tantissimi anni, per qualche decennio all'Università di Firenze, docente di geografia e di geografia storica, quindi è autore di qualche centinaio di saggi, in modo particolare appunto saggi di carattere quindi geostorico, in modo particolare sulla Toscana e sui suoi valori storici e geografici. Buongiorno a tutti. Dovremmo cominciare con una bibliografia, ma chiaramente per un'area come quella fiorentina l'insieme degli studi è sterminato, quindi leggerete alcuni lavori essenziali che hanno anche ricche bibliografie, in particolare lo strumento Il nobile contado di Barbieri e Nutini, guida bibliografica alla conoscenza della provincia di Firenze, è del 2002, quindi sono passati 18 anni, ma insomma è uno strumento davvero molto utile. Quello che si deve dire è che manca un'opera d'insieme, anzi mancano opere d'insieme sulla piana fiorentina e anche a maggior ragione sulla conca Firenze-Prato-Pistoia. In particolare per studi storico-territoriali anche si trovano lavori di geografia fisica, di geologia, quindi anche di presentazione delle vegetazioni, degli orizzonti vegetali. E quindi dovremo, se uno volesse veramente fare una monografia, uno studio d'insieme, rimboccarsi le maniche insomma, e lavorare in questo senso. Ecco, possiamo allora andare avanti. Questa carta, anche se
Abbiamo la carta geografica, quindi dell'Istituto Geografico Militare, un 100.000, e come vediamo quindi c'è l'area ferentina, quindi la pianura, al centro le colline circostanti. Ricordiamoci che siamo in un bacino tettonico come i tanti altri della Toscana, tra i monti, tra l'Appennino e dell'Italia centrale. Quindi vediamo, tanto per avere un'idea quindi della conformazione morfologica, vediamo la nostra piana, gravitante su Firenze da una parte, Prato dall'altra, accerchiata, circondata da rilievi collinari e montani. Per la verità la vera montagna, l'Appennino, sta alle spalle di Pistoia, ma insomma anche la montagna pratese con la Calvana e poi il Monte Morello, quindi sfiorano i 1000 metri, e poi abbiamo una cerchia di rilievi di 700 metri, di 600 metri, quindi che sono rispettivamente le colline fiesolane fino al Monte Pratone e il Monte Albano dalla parte opposta, e infine basse colline che non superano i 300 metri nella parte sudorientale della conca, tanto per intenderci le colline di Scandicci e di Bagnaripoli. Quindi c'è un'evidente asimmetria tra i rilievi più alti nella parte settentrionale e quelli più bassi, con eccezione del Monte Albano, abbiamo detto, nella parte meridionale, almeno nella parte di sud-est. Questa asimmetria ovviamente dipende dalla tettonica. Abbiamo detto che la piana e la conca fiorentina sono frutto dei movimenti, dei corrugamenti dell'età terziaria, quindi del Miocene, quindi, e ovviamente si allarga poi tutto un fossato, quindi tra i due sistemi, quello settentrionale e quello meridionale, di colline, che poi sarà riempito dai sedimenti, quindi, e darà luogo a questa nostra pianura, quindi appunto la piana Pistoia, Prato, Firenze. Ecco, mentre i collini noi vediamo anche in questa figura d'insieme, che tra l'altro è tratta dal piano di indirizzo territoriale della regione toscana, quindi che fa da piano paesaggistico per la nostra regione, che è una fonte, lo dico ora, non l'ho detto prima, ma una fonte di conoscenze molto importanti anche sul piano storico, non solo sul piano geografico e sul piano urbanistico, quindi con tutte le previsioni. Ecco, dicevo che i rilievi che stanno a nord della nostra pianura sono, si dice, rilievi strutturali, cioè sono formati anticamente, a tempi dei corrugamenti, appunto anche diversi milioni, anzi tanti milioni di anni fa, prevalentemente da rocce sedimentarie antiche, da rocce sedimentarie antiche. Ecco, e qui vediamo in questo schema semplificato di tipo geologico, prevalgono i calcari nella parte intorno tra Prato e Sesto Fiorentino, fatti la Calvana e il Monte Morello, ma si ritrovano calcari vero mescolati con marne in altre formazioni anche nel Monte Albano, mentre intorno a Firenze noi abbiamo più propriamente quelle che sono le pietre fiorentine, le pietre da costruzione di Firenze. Cioè qui abbiamo il macigno, quindi l'arenaria macigno, e anche la pietraforte, la pietra dei grandi palazzi della nostra città. Queste sono le formazioni assolutamente prevalenti che danno il tono a questi rilievi, con la differenza che da una parte dove c'è il calcare i rilievi e le rocce, come si sa, sono permeabili, e non a caso poi il Monte Morello, quindi con la Calvana, vediamo le risorgive, le risorgenze delle acque con tanti piccoli corsi d'acqua che nascono quasi alla base della pianura. Quindi alla figura
noi vediamo, ecco, i conoidi, come sapete i conoidi allo sbocco delle vallate sono vistosi soprattutto nel mondo alpino, dove c'è la vera montagna, ma anche nella nostra Prato sorge su un conoide, insomma, e quindi del fiume Bisenzio, allo sbocco della valle. Il fiume deposita materiali più grossolani, viene a mancare insomma molta pendenza, quindi, e quindi si formano queste collinette, quindi, che danno un tono, quindi alzano di pochissimi metri il livello della pianura, che la vediamo in questo schema, ecco, la vediamo ricca di acque, anche lo schema però fa riferimento a tempi molto, molto lontani, non alla nostra era, perché c'è tutta questa idrografia, ecco, idrografia che da versanti soprattutto settentrionali, quelli diciamo verso l'Appennino, sbocca quindi nella valle, qui tutta una serie di vallate fluviali formano anche la piana ferentina, pensiamo al Bisenzio, al sistema Bisenzio Marina, al sistema Tersolle Mugnone nella parte settentrionale e al sistema Ema Greve nella parte meridionale di Gardallato. E ovviamente poi c'è l'Ombrone in una posizione più periferica, rasenta il Monte Albano, il pedecolle del Monte Albano, quindi a occidente, e ovviamente l'Arno che poi raccoglie tutte queste acque, è l'unico collettore della nostra conca, il nostro bacino, e le porta verso il mare. Ecco, e quindi possiamo vedere anche altre figure quindi che ci danno la possibilità, ovviamente non so se riuscite a individuare Firenze, prima abbiamo l'Arno dal Casentino, poi abbiamo la confluenza della Sieve e poi subito dopo, quando vediamo il Bisenzio con la Marina, quindi troviamo Firenze. Ecco, nella figura sull'assetto idrografico ci dà la possibilità di dire qualcosa anche sulla pianura, pur tenendo conto che le colline fiorentine poi sono l'essenza del bel paesaggio, come vedremo, che circonda Firenze, sono colline che non hanno caratteristiche montane, hanno cime spesso rotondeggianti, semispianate, non a caso da qui passavano tante strade, tante vie nel passato, ovvero anche la transumanza ne approfittava, quindi con gli animali. Sono cime molto panoramiche, fanno godere della piana e dei rilievi che si accavallano, quindi abbiamo poi questa pianura che non è omogenea, la pianura fiorentina, come anche quella pratese, è formata da settori che hanno un'altimetria diversa, magari di pochi metri, si passa, la differenza sta in 5 metri, in 10 metri sul livello del mare, ma insomma si parte da una trentina di metri, si superano 50 metri e poi via via ci si avvicina ai rilievi, quindi il cosiddetto pedecolle o pedemonte, ovviamente l'altezza sale ancora, insomma. Ecco, e non c'è uniformità. Come vedete, la rete idrografica è alquanto a una conformazione a direzioni piuttosto irregolari, cioè non c'è una regolarità, insomma, che sono fiumi a pettine come quelli che dall'Appennino vanno verso l'Adriatico, uno parallelo all'altro, no? La Romagna, le Marche e via dicendo. C'è questa irregolarità che complica il problema poi dei flussi verso l'Arno e ha contribuito e contribuisce a queste ondulazioni, perché la pianura appunto fiorentina è ondulata, quindi un po' piatta e meno alta. Quindi qui vediamo questi coloriture, scusate, è più chiara e più scura,
che ci danno in qualche modo il senso il più scuro della bassa pianura e quindi una pianura soggetta all'inondazione, con zone umide anche permanenti, come lo è stato per tanti millenni, quindi qualcosa c'è ancora oggi, anche se si tratta umide nostrali, come vediamo qui nell'area verso Sesto, tra l'aeroporto e Sesto, sono zone umide di formazione, di riformazione contemporanea. Insomma, e quindi questa complessa, qui abbiamo l'oasi di Focognano, è il gioiello ambientale della nostra piana, vedo ricreata grazie al lavoro di tanti volontari, quindi come sapete Oasi WWF, come si legge, quindi. E quindi questo problema però di deflusso, quindi di drenaggio dei terreni della piana dovuti proprio a questa conformazione ondulata, quindi anche in ambienti verso il basso e verso l'alto, quindi non necessariamente solo al centro, nel cuore della pianura. Quindi. Grande varietà di paesaggi, ovviamente partendo dalla collina. Ci sono anche varietà, si diceva, nella pianura, perché soprattutto in termini agrari di coltivazione, alta pianura asciutta, bassa pianura umida. Ecco, da queste foto possiamo vedere, avere un'idea, ma tutti conosciamo, quindi partendo dall'alto della cerchia collinare, sia quella settentrionale che quella meridionale. Ecco, vedendo una foto come questa della collina friulana, beh, uno immagina subito la storicità e quindi l'eredità, quindi la collina in questo caso, ma anche certi tratti della pianura. È un palinsesto che ci fa capire quindi questa sedimentazione millenaria, plurimillenaria di storia di lavoro e la storia che ha costruito appunto un paesaggio in un ambiente. E come sappiamo il paesaggio fiorentino è stato considerato un po' da tutti, viaggiatori, artisti, pittori. Piace a noi geografi e agli storici ricordare un maestro come Fernand Braudel, che nel 1949 definì il paesaggio fiorentino come la campagna più commovente del mondo. Ricordiamoci nel 1949 la Toscana e l'Italia erano paesi ancora agricoli, paesi rurali, incardinati essenzialmente sulla mezzateria poderale, quindi sui sistemi di fattoria. E quindi comprensive di tutto, so, paesaggi, terre murate, castelli, mercatali, le strade serpeggianti, insomma tutto un paesaggio frutto di vari millenni di sistemazioni del suolo a partire anche, perché no, dall'antichità. Il cipresso è considerato la pianta emblematica, il simbolo identitario della Toscana. E quindi queste stratificazioni, e poi sono antiche, già etrusche addirittura, o quantomeno romane, che sono state poi conservate, rinnovate e ricostruite nei secoli successivi. Ecco, qui vediamo la piana dal Monte Morello, quindi con il Monte Albano nello sfondo. E sempre la piana tra Firenze e Prato. Questo ci dà subito l'idea
della discontinuità, è vero, non è una città, quindi, però di come la Piana sia stata invasa quindi nel XX secolo, quindi essenzialmente dal 1950 in poi, dall'urbanizzazione e da una dislocazione non solo di residenze ma di sistemi produttivi, prima industria, poi terziarizzazione, quindi commercio e quant'altro, anche con localizzazioni quaternali, oggi si può dire importanti. Pensiamo all'università, al CNR, hanno trovato spazio da Firenze verso Sesto Ferentino e verso Prato. E poi vediamo il bosco e l'oliveto, ormai oggi sono da Montemorello verso le colline fiesolane. E ripolesi. Ecco, questa è una foto che ci dà un'idea specifica del sistema terrazzato che ha sostenuto per tanti secoli le colline e le ha salvaguardate anche dall'erosione, oltre a consentire con tutti questi terrazzi, queste fasce, quindi orizzontali, una produzione, una coltivazione, quindi, e che danno anche un senso normalmente della struttura geologica, geomorfologica del rilievo. Insomma, qui siamo nelle colline della pietra o i terrazzi sono bianchi perché prevale il calcareo, i terrazzi sono più scuri, sono grigi, quindi, perché prevale l'arenaria, quindi la pietra. La costruzione. E qui abbiamo una foto che ci dà una qualche idea di come, prima di tutto, del mosaico agrario del paesaggio collinare, il mosaico, quindi si diceva non c'è un campo uguale all'altro, mentre nella pianura si vede la monotonia delle squadrature geometriche che ricordano appunto la centuriazione romana, tutti i campi con più o meno la stessa direzione, la stessa forma. In collina invece sempre c'era questo mosaico, questa differenza. E qui vediamo qualche traccia del seminativo arborato, della policoltura, della promiscuità degli usi del suolo che era alla base del paesaggio mezzadrile. Ecco, sui presupposti storici dei paesaggi della Piana si potrebbe parlare, insomma, occorrerebbero tante ore, poi ne parleranno i colleghi che seguono in questo ciclo. Di conferenze. Quindi, certamente dovremmo tutti partire da una localizzazione geografica. I geografi hanno sempre come dire, questo vizio di guardare, vero, la posizione, il rapporto alle altre terreni. E certo l'area fiorentina è un territorio centrale, vorrebbe chiamarlo un territorio strada, perché a Firenze, prima di tutto, non c'è soltanto disponibilità di strade che confluiscono sulla città o si irraggiano meglio dalle porte della città storica e vanno in tutte le direzioni, un po' come un bozzo di una ruota, quindi sono raggi che vanno sia verso nord che verso l'Appennino, sia tutto il resto della Toscana. Ma lì c'è anche l'Arno e a Firenze l'Arno comincia a essere navigabile, quindi ovviamente tutte le imbarcazioni a chiglia piatta o quasi che si utilizzavano nel passato. E quindi c'è questa formidabile infrastruttura, il fiume, quindi che ha integrato quindi in modo veramente molto forte la viabilità. E poi, vero, ci sono tanti valichi nei rilievi che circondano Firenze e soprattutto che si indirizzano verso il Mugello e la Val di Siena.
quindi verso l'Appennino. Se noi guardiamo questa carta schematica costruita da Daniele Sterpos, le strade di grande comunicazione, le strade rotabili, insomma, al 1790, alla fine del governo di Pietro Leopoldo, vediamo benissimo questa centralità. Insomma, ecco, quindi c'è tutta Firenze che ha catturato le strade durante tutta la sua storia, prima comunale, poi granducale, e quindi le strade verso il nord e verso il sud, non solo le strade di penetrazione interna alla regione, alla Toscana, di grande comunicazione. Ecco, vediamo alcune immagini, sono carte tematiche tratte dal PIT, cioè dal piano di indirizzo territoriale o piano paesaggistico della Toscana, che invito ancora poi a leggere nel sito della regione. Quindi, di questo solo per avere un'idea, ecco, qui siamo nel periodo etrusco, siamo a margini della Toscana delle città, no? Gonfienti a quanto sappiamo è l'ultimo. Ecco, poi vediamo andando verso Roma, vediamo infatti questa colmata, questa avanzata, quindi la Conca è stata colonizzata, sono state fondate le città, Firenze e Pistoia, c'è tutta una organizzazione molto, molto densa con tutti questi sistemi radiali, le strade che vanno verso la Padania, l'Adriatico o verso il Tirreno, dalla parte opposta. Quindi poi potremmo andare anche al Medioevo. Ecco, perché? Perché è nel Medioevo che ha contribuito più che l'antichità, più che gli Etruschi e più che i Romani, alla salvaguardia di tutta una serie di valori, quindi paesistici, soprattutto insediamenti, ma anche tracciati stradali, che poi sono stati in parte salvaguardati dalle organizzazioni territoriali successive, e quindi quella moderna e quella contemporanea. E quindi chiaramente c'è Medioevo e Medioevo, gli storici, i colleghi che parlano di questo, ma insomma, ecco, mentre resta relativamente poco dell'Alto Medioevo, del Medioevo dei Castelli, il territorio e il paesaggio fiorentino sono maggiormente improntati dal Medioevo delle città di Firenze, la costruzione, i castelli, come sapete, richiamavano il particolarismo e le signorie feudali, e Firenze, quando verso la metà del 1100, insomma, recupera una funzione importante di tipo politico, di tipo economico, nello stesso tempo, quindi fa Piazza Pulita, tutta un'organizzazione precedente, e quindi distrugge i castelli, oppure li adatta a nuove funzioni e costruisce terre murate, come si dice da parte degli esperti, borghi fortificati o borghi aperti, borghi mercatali, dove c'erano funzioni di mercato o funzioni amministrative del contado, quindi del territorio. Quindi ricordiamo, insomma, castelli come Calenzano e come Signa, che preesistevano nell'Alto Medioevo ma vengono riorganizzati. Oppure pensiamo a terre nuove, terre murate, come sono la Strassigna, come anche i Campi Bisenzio, quindi, oppure borghi che si formano con funzioni anche di mercato o comunque amministrative lungo le strade principali che partono, che arrivano a Firenze, tipo Brozzi, quindi, o Bagnaripoli, dalla parte, appunto i borghi sulle varie pistoiesi come Sesto Fiorentino
che trarrà da questa posizione di particolare importanza. Ecco, quindi c'è tutta una riorganizzazione che vede la piana e anche le colline che gravitano sulla piana fiorentina. Noi qui vediamo sì, alcune immagini tratte dalle famose piante di Popoli e Strade, che è il primo Atlante stradale, si dice, del mondo, ha scritto Lucio Gambi, maestro, del 1580-1595, quindi conservato all'Archivio di Stato, anche pubblicato. Quindi. Sì, e ovviamente ecco, c'è tutta un'organizzazione amministrativa in questa pianura e in questa collina che, con la pace assicurata dalla città, che ricordiamo che già nel XII secolo conquista Fiesole e addirittura sconfigge e distrugge una parte della città, e poi piano piano avanza fino all'arrivo a Pistoia, a Arezzo, ma bisogna aspettare, a Prato prima, bisogna aspettare la seconda metà del 1300. Comunque la città dà pace al contado, ci sono gli investimenti nella terra e riorganizza tutti gli insediamenti vecchi e soprattutto quelli nuovi in leghe, in comuni, insomma, sono comuni, tutta una serie. Ecco, però c'è una piana, un territorio che da allora è fortemente frammentato, quindi è un territorio di campanili, e questo va detto perché anche ora non siamo in grado di avere una grande Firenze o una città metropolitana che unifichi il territorio, la pianura e la collina che guarda a Firenze, guarda la città, e dia a questo territorio una pianificazione razionale e omogenea. Quindi qui vediamo altri elementi ereditati dal Medioevo anche signorile, le chiese e le pievi alla base di ciascun popolo o comune. Sta questa struttura quindi che amministra sul piano ecclesiastico, sul piano religioso. Le pievi poi, come sapete, ce ne sono tantissime intorno a Firenze, a partire da quella di Sesto, quella di Campi. Erano anche le strutture dove, sotto diocesi, ma dove anche si faceva politica in funzione della manutenzione delle ponti e delle strade, quindi c'era anche questa, come dire, decentramento di poteri da parte della politica amministrativa civile verso la religione. Quindi. E qui vediamo l'altra componente sempre religiosa, che è il convento o abbazia o badia da una parte, e poi anche l'ospedale, perché quindi Firenze, vero, ha strutture anche da questo punto di vista molto importanti. Ricordiamo quella di Settimo, vero, la badia di Settimo o la badia di Candeli o la badia di Ripoli e tante altre. Oppure l'ospedale del Bigallo sul colle dell'Apparita, il nome evocativo quindi delle funzioni panoramiche e paesistiche dell'area sulla strada aretina. Quindi. Ecco, certamente per arrivare a una organizzazione capillare della piana, quindi fino a Prato, dall'altra parte agiva Pistoia e in mezzo Prato verso l'Ombrone, ci sono voluti tanti secoli. Ecco. Almeno dopo la decadenza del mondo antico, dall'Alto Medioevo, il tardo antico Alto Medioevo, prima di arrivare a una organizzazione, come vediamo,
di manutenzione, insomma, diciamo soddisfacente, quindi assicurata dal consorzio di bonifica, e una volta si chiamavano imposizioni, almeno da tempi granducali, da tempi medicei, quindi, e oggi è il consorzio che fa pagare a tutti i proprietari di case, quindi nato nel 1927-28, ecco, tanti secoli. E ancora oggi, per la verità, lo sappiamo tutti, non siamo al sicuro o non siamo tranquilli, quindi perché ci sono fattori che rendono la piana fiorentina, anche la piana fiorentina, fatta oggetto di esondazioni fluviali, di alluvioni, di smottamenti, di tutti i problemi di assetto idrogeologico, e sappiamo il perché l'Arno corre a un'inclinazione eccessiva, cioè in pochi chilometri, insomma, da 1000-2000 metri quasi, quindi arriva ai 30 metri quasi a livello del mare, quindi l'inclinazione del bacino è eccessiva. Poi c'è la concentrazione delle piogge e poi ci sono anche i terreni relativamente poco assorbenti, quindi nel bacino, e quindi le acque, qui vediamo in queste piante cinquecentesche, no? Vediamo tutti questi problemi delle ramificazioni, dell'esondazione, della formazione, insomma, di acquitrini lungo strada, lungo i fiumi, e quindi tutta un'opera di sistemazione, di arginatura, di restringimento, di canalizzazione, diciamo pure, che comincia nei tempi comunali, nel Medioevo comunale, ma soprattutto ha un grande impulso con Cosimo I de' Medici alla metà del Cinquecento, e si esaurisce, si fa per dire, tra virgolette, quindi soltanto nel primo Ottocento, negli anni della grande inondazione del 1844, insomma, o poco dopo, insomma, come. E quindi vediamo insomma, questa insicurezza della piana che poi ha creato anche paesaggi diversi, quindi al suo interno. Vediamo dalla mappa del 1929 del neonato consorzio di bonifica come ancora ci fosse da lavorare nell'area più bassa, più depressa, lo Smannoro e dintorni, dove addirittura nei primi dell'Ottocento si segnalano casi di malaria, un po' come fosse una piccola Maremma fiorentina, e quindi le canalizzazioni, l'andamento rettifilo, poi c'è il Fosso Reale, il canale di bonifica, di raccordo delle acque per eccellenza, lo stesso Macinante, il Fosso Macinante di Firenze fatto da Cosimo I. Per la verità all'inizio si pensava di farci una idrovia, insomma, alternativa all'Arno da Firenze a Lombrone, insomma, comunque è un canale veramente di raccolta delle acque della piana e così tante altre. Quindi la piana esemplifica questa attività millenaria di sistemazione idraulica, quindi canali, argini, manufatti idraulici, le briglie e via dicendo. Quindi c'è un po' insomma una mezza maremma, quindi anche a portata di tiro. Ecco, il paesaggio della mezzadria. Si diceva che la campagna più commovente del mondo di Brodelle è nata un po' per volta. Non pensiamo che nel 1200, quando si hanno le prime testimonianze diffuse del podere e quindi del mezzadro, quindi il paesaggio fiorentino fosse già abbastanza simile a quello visto da Brodelle nel 1949, quindi, che poi si è assai modificato con la fuga da campi e con la morte della mezzadria. Ecco, se uno volesse
georeferenziarlo, non solo descriverlo, ma georeferenziarlo, ecco, potrebbe prendere il volo GAI, il volo aereo del 1954, e che ci dà proprio questo paesaggio nelle contenuti, nelle forme, all'apice si può dire, perché proprio in quegli anni comincia la crisi, l'Italia entra nel mercato comune, la dilatazione del mercato, quindi la competizione internazionale, e improvvisamente la mezzadria si trova ormai quindi, superata, insomma. E qui vediamo, vedete la fittezza, tutti questi puntini, ma anche le case, gli insediamenti, la fittezza di questo paesaggio a coltivazioni intensive, relativamente intensive, sia pure in forma promiscua, quindi c'è il campo rettangolare, alle prode i filari, quindi con la vite che nell'età moderna aveva sostituito la forma bassa e si era alzata, appoggiata, maritata all'albero tutore. E qui vediamo però intorno a Firenze, ora non c'è la piana verso Sesto e verso Prato, c'è solo l'area più vicina alla città, è una pianta del 1770, diciamo, 80, di Ferdinando Morozzi, grande cartografo granducale, e ci dà un'idea, questo settore più prossimo alla città, della intensità, della densità dell'appoderamento, e quindi l'appoderamento significava non solo la casa colonica dei mezzadri, ma poi quasi in moltissimi casi anche la presenza della villa padronale, vero, signorile, con la coltivazione dell'alberata promiscua. E vedete in questo bel podere, insomma, la mappa è bella, ma insomma anche il podere, a giudicare dalla intensità dei coltivi. Come vedete nella pianura ormai non c'è più boschi, gli acquitrini e i terreni incolti, i prati o gli incolti umidi intorno agli acquitrini sono stati recuperati piano piano, ovvero, e quindi trasformati in spazio produttivo, in campi, quindi in paesaggio, sempre con la vite. Magari nella pianura i filari dell'alberata sono più radi rispetto alla collina o anche alla pianura asciutta, al Pedecolle. Ecco, come vediamo questa bella veduta del 1744 di Giuseppe Zocchi, visto dal convento di Montughi, dei Cappuccini, e si ha quasi l'impressione di vedere tutti questi campi, tracce della centuriazione romana, ma ovviamente non lo sappiamo, insomma, quindi, però insomma, tutto questo paesaggio costruito che dà senso alla percezione ammirata di tutti i viaggiatori stranieri o di molti poeti. Qui vediamo qualche lembo, uno dei lembi del paesaggio dell'Alberata, il campicello al centro, i filari alle prode, e qui vediamo la vite maritata all'ascero, perché il tutore era quasi sempre il lascero campestre, che i fiorentini chiamano loppo o testucchio, quindi, e poi gli olivi e anche alberi da frutto, e via via si alternavano. Quindi, e anche nella pianura, questo è un tratto vicino addirittura al polo scientifico, quindi, qui è rimasto però l'olivo, quindi per la verità l'olivo sì, si vede, si intravede, però sì, si intravede sulla destra anche un po' di vite. Per la verità nella pianura l'olivo era quasi assente, quindi presente sempre la vite, perché i mezzadri dovevano bere, quindi anche i proprietari.
e ricordiamo che appunto la policoltura serviva anche a un autoconsumo, poi c'era la componente padronale, almeno una quota della componente padronale che andava sul mercato, mentre quella colonia era pressoché interamente assorbita dall'autoconsumo di famiglie molto vaste per componenti. E qui vediamo allora un poderino poderuzzo. Ecco, noi pensiamo alla mezzadria come a un sistema relativamente omogeneo, uniforme, poderi di una certa dimensione, però ecco, proprio sulla dimensione che la mezzadria è tanto varia, quindi ci sono intorno alla città i poderini, poderucci, come si chiamano, poderuzzi, quindi bastavano spesso 2-3 ettari o poco più per creare un'azienda produttiva remunerativa, perché mentre in collina ci volevano magari il doppio, il triplo, 5 ettari, 10 ettari per avere gli stessi proventi, perché ci si specializzava per il mercato cittadino. In questi poderi più vicini, sia in pianura che in collina, insieme alla vite, all'olivo e ai seminativi, soprattutto al grano, a cereali, che si coltivavano nel campo, si produceva ortaggi, frutta. L'allevamento da cortile non era solo dedicato ai consumi della famiglia, ma molte galline, molti conigli, le uova, quindi, e poi magari anche una mucca, perché il latte, il formaggio, il burro, e tutto andava nel mercato cittadino. Com'era possibile questa particolare intensità che possiamo immaginare richiedeva un grandissimo lavoro? Quindi, perché avevamo i concimi gratis dalla città. I mezzadri andavano a spazzare le vie e le piazze cittadine, si impadronivano tutti i concimi che ritenevano utili per l'ingrasso. Quindi c'era questo scambio, da una parte il concime e il mercato, dall'altra appunto un adattamento, una produzione in funzione del mercato. Ovviamente si faceva a metà poi con il padrone, metà il mezzadro, metà il padrone. Ecco, ovviamente andando verso la collina si trovavano tratti di bosco, perché, ecco, e quindi i poteri diventavano più grandi. Come ha fatto la mezzadria a sopravvivere dal 1200 alla metà del 1900? Essenzialmente, e questo è vero particolarmente intorno alle città, con l'invenzione della fattoria. E quindi il sistema di fattoria ha dato alla mezzadria, all'inizio un proprietario aveva 5 poteri, poi trattava singolarmente con questo o con quel mezzadro. La fattoria è un'impresa mercantile, non la chiamiamo capitalismo o capitalistica come impresa, quindi ricordiamo Engel ha detto la mezzadria è stato un sistema di transizione tra il feudalesimo e il capitalismo, poi c'è stato anche il mercato in mezzo e la fattoria faceva delle scelte e poi imponeva al mezzadro insieme ai prodotti dell'autoconsumo ha introdotto via via gradualmente delle piante da industria che appunto guardavano esclusivamente al mercato. Ecco, queste sono immagini di fattorie a partire da Medici, perché prima del 500, tardo 400, della fattoria del Poggio a Caiano, con le cascine di tavola di Lorenzo il Magnifico. Prima di allora non si può parlare di una vera e propria organizzazione di fattoria. E furono i Medici tra Careggi e Castello, con la Petraia e la Topaia, poi appunto Poggio a Caiano, poi Poggio Imperiale, poi quindi con altre anche fattorie un po' più lontano come l'Appeggi nella collina di Bagnaripoli. Insomma, a inventare si può dire la fattoria, e poi con quelle famose del Mugello, Trebbio
e fagiolo, insomma. E poi ovviamente ci fu un'imitazione da parte delle grandi famiglie mercanti fiorentini, degli enti religiosi, degli enti assistenziali, tra l'altro l'ospedale di Santa Maria Nuova, ma anche quello degli Innocenti o gli altri ospedali di Bonifazio della città che investivano nella terra, e questi investimenti furono particolarmente forti nei periodi di crisi dalla fine del 1500 in poi per tutto il 1600, quando la mercatura ormai non dava più e la finanza non davano più, quindi quei redditi, quei profitti avevano dato, il mondo finanziario, il mondo commerciale si era spostato sugli oceani, quindi dalla metà del 1500 in poi, e il Mediterraneo, come sappiamo, insomma, era diventato un mare quasi chiuso. E ovviamente la fattoria era formata da più poderi, questi mercanti investivano, ritiravano i capitali dalle banche e dalle loro agenzie sparse per l'Europa e investono. Pensate a Riccardi, acquistarono una decina di fattorie tra Pisa, la Val di Chiana e l'area fiorentina, con Castelfalfi, vedo questa bella villa, e centro di produzione. Sull'esempio dei Medici, appunto i Medici invece le espropriavano regionalmente le terre comunali o le terre ai loro nemici politici. E quindi c'è tutta la formazione di un sistema che con il tempo appunto orienta la produzione verso le piante tintorie, che erano le più antiche piante industriali. Poi arriva la paglia, cioè il grano marzolo, che serve per l'intreccio. Poi arriva appunto, era già arrivato nel 300 l'allevamento del bacco da seta, e quindi attraverso l'impianto del gelso o del moro. Pensate che Ferdinando I approvò alla fine del 500 una legge in cui obbligava chi di dovere, proprietari o quant'altro, a riempire di gelsi tutte le strade, i bordi delle strade e dei corsi d'acqua, i minori, dove non c'erano i pioppi già sistemati. Quindi. E poi via via arriverà anche il tabacco, e in tempi moderni arriverà la barbabietola da zucchero. Sono queste piante industriali che danno senso commerciale e quindi di mercato alla mezzadria riunita in piccole, medie e grandi fattorie. Qui vediamo per il paesaggio collinare da Poggio Imperiale, insomma, come appunto siamo a fine Settecento, anche qui come fosse bene organizzata in funzione sempre del sistema mezzadrile, anche se queste erano le bandite di caccia dei Medici, e poi rimasero anche Lorenia fino all'abolizione proprio in questi stessi anni da parte di Pietro Leopoldo, quindi erano privilegi di caccia in questo caso, quindi anche tra campi che non avevano più boschi, a parte i boschetti intorno alle ville, intorno ai giardini. All'italiana. E la stessa cosa, questa è la bandita di caccia delle cascine, ma le cascine di Firenze ci danno occasione brevemente di ritornare alla varietà dei paesaggi della pianura. Quindi le cascine di Firenze, come quelle di Prato o di Tavola e tante altre, quindi anche Riccardi avevano le cascine a Campo di Bisenzio. Quindi, richiamano alla mente pianure umide, quindi non adatte alla coltivazione dell'olivo e poco anche a quella della vite, almeno all'inizio, finché la bonifica non venne portata avanti. E quindi guardando al modello padano, in queste terre umide si introdussero aziende che potremmo oggi definire cerealicolo-zootecniche. Da una parte si coltivava il grano, insieme al grano però si coltivavano anche i foraggi, e poi si utilizzavano i prati naturali
per sviluppare un allevamento bovino, o meglio un allevamento di mucche nelle stalle, che è una cosa del tutto estranea alla meggiadria, dove le poche vaccine erano bovi o vacche da lavoro, non per fare latte e i derivati dal latte. E quindi pensate che l'azienda delle cascine nasce negli anni 30 del 1500, quella di Prato era già nata 50 anni prima, e riforniva di latte, burro e formaggio la città di Firenze, dove si andava a acquistare direttamente. Ecco, parlare di meggiadria, soprattutto nell'area fiorentina, significa affrontare il problema e i contenuti delle tante ville padronali, non necessariamente fattorie, ma c'erano le ville singole, insomma, che avevano magari alla dipendenza un paio di poderi, due, tre poderi, non conveniva organizzarli in fattoria, e c'erano le ville fattorie. Quindi bisogna immaginare a partire da quelle dei medici, oppure a quelle dei grandi proprietari come i Ginori, nel caso di Doccia, Sesto Ferentino, bisogna immaginare gli investimenti, perché creare una fattoria, villa fattoria, significava costruire magazzini, granai, cantine, orciaie e disporre anche di strutture di trasformazione non necessariamente nei locali della villa, come il frantoio, come il mulino, quindi, spesso però nella fattoria c'era la bigattiera, quindi c'è l'allevamento del baco da seta e poi le prime lavorazioni avvenivano in fattoria. E quindi c'è tutta una tematica che sarà affrontata, quindi partendo dalle ville medicee che sono diventate patrimonio dell'umanità e ci richiamano questi valori incommensurabili sul piano storico, architettonico, culturale, come gli stessi paesaggi della mezzadria, perché i paesaggi che si sono conservati spesso e volentieri hanno vincoli diretti, quindi prodotti dalla legge sul paesaggio, sulle bellezze naturali, anzi del 1939, poi via via sviluppata e inserita nel decreto legislativo 42 del 2004, che è su beni culturali e il paesaggio. E così per le residenze contadine, perché se è vero che nei tempi medievali si parla spesso di casette o addirittura di capanne, quindi di cose provvisorie, insomma. Ecco, poi nasce tutta un'edilizia ricercata e molte case contadine hanno la conformazione a torre, cioè una di queste torri, come vediamo nella figura, che inizialmente era una residenza, era un palagio, era una residenza signorile di campagna, una casa da signore, insomma, e che poi con il tempo diventa il cuore fondamentale della casa contadina, che viene poi costruita accanto alla torre. Questo per tante ragioni, in particolare per l'allargamento delle proprietà che via via, soprattutto con la formazione della fattoria, si fecero, per cui prima c'era una casa pressoché indipendente accanto a un podere e poi invece diventano, la stessa famiglia si allarga, ne acquista 3, 4, 5 e quindi non ha più bisogno di una torre e poi la cultura architettonica del 400 richiama in auge, quindi modelli e stilemi non erano più quelle feudali, quindi turriti, ma insomma il modello antico. E quindi c'è tutto un travaso delle case torri padronali a case coloniche, a case mezzadine. Pensate, ricordo un lavoro di Moretti, Italo Moretti, su Bagnaripoli, che ha censito
oltre 100-110, se ricordo bene, casetori solo nel comune di Bagnaripoli. Poi ci sono le strutture successive, le moderne, quindi che sono un po' tipo a crescita continua, quindi si costruisce vari ambienti a distanza di tempo, non sempre c'è una regolarità. La regolarità invece la troviamo in questo modello, anche se poi in qualche modo corrotto da una giunta sulla destra, che vediamo in basso nella figura, ed è la casa Lorenese, una casa leopoldina, come si dice, perché dal 1770 venne progettata dagli architetti granducali e costruita prima nelle fattorie come modello, come esempio per la grande proprietà terriera nelle fattorie granducali, e poi, vero, con incentivi pubblici, chi costruiva secondo questo modello, pensate, otteneva fino a un terzo della spesa sostenuta, che andava chiaramente documentata in modo adeguato. E quindi c'è insomma tutto questo patrimonio che è l'aspetto più visibile del bel paesaggio dell'area fiorentina, quindi su cui si stava un po' ragionando, ma ecco, anche il bosco fiorentino è un paesaggio storico che noi ci troveremmo quindi di fronte a un bosco essenzialmente di latifoglie in base ai fattori, ai caratteri, alla posizione geografica, al clima, quindi, e anche alla morfologia. Di latifoglie umide o di latifoglie asciutte, a seconda, salendo dalla piana verso il colle. E invece vediamo oggi, ma vedevamo già nel tardo medioevo e nel Rinascimento almeno, un paesaggio fatto anche di elementi che vengono da lontano, quindi le conifere in primo luogo, quindi è vero, si è parlato del cipresso come un lascito etrusco, ma il pino e tante specie di pini, ormai non c'è più il pino marittimo, il pino domestico, che caratterizzava i primi paesaggi culturali creati nel Rinascimento, tra tardo Medioevo e Rinascimento, insieme al leccio, perché anche il leccio è questo bell'albero sempreverde, tra l'altro da ghiande di cui i maiali erano ghiottissimi, insomma. Ecco, ma c'è tutta una serie di conifere anche esotiche che arrivano, sono arrivate da lontano, spesso acclimatate negli orti botanici di Firenze e di Pisa, da dove si andava, non c'erano i vivai, ma c'erano gli orti botanici. E quindi anche i paesaggi collinari, quindi che circondano Firenze, hanno questa varietà latifoglie diciamo naturali, indigene, e invece latifoglie sempreverdi o conifere, ecco, introdotte gradualmente nel tempo, ecco, introdotte anche per corredo, per rallegrare questi paesaggi. Le latifoglie perdono la foglia tutti i mesi, come vediamo ora da novembre in poi, il paesaggio di villa, quindi la villeggiatura si faceva nelle ville in campagna, anche in pianura, non solo in collina, che è proprietario fiorentino, aveva bisogno anche come monaci che piantano gli abeti e altre conifere nell'Appennino. Certo, questi alberi nuovi anch'essi sono produttivi, danno legname, danno anche la ghianda, danno pinoli nel caso, ma bisogna pensare anche a una componente culturale, quindi rallegare, cioè il paesaggio. Poi ci sono stati gli eventi, i boschi erano, almeno nell'alta collina, erano tutelati da leggi della metà del 1500. Nel 1780 il principe liberista per antonomasia, Pietro Leopoldo, sbaraccò tutta questa serie di vincoli. I proprietari erano liberi di tagliare o di piantare come volevano, e ovviamente
la richiesta di carbone, la richiesta di legname era tale che fecero Piazza Pulita in pochi anni dei boschi, con tutte le conseguenze negative dei dissesti idrogeologici su cui l'Italia è ben cosciente, consapevole. E allora dall'inizio del 1800 si ricominciò a rimboschire, a ripiantare soprattutto alberi rustici, poco esigenti, ecco perché i cipressi, i pini si trovano sì in larga misura dal Monte Morello alle colline Fesolane, quindi dal Monte Morello, dove iniziò il Ginori e poi via via anche altri proprietari. Quindi c'è stata tutta una opera di riforestazione indotta dalle conseguenze negative che la distruzione del bosco aveva prodotto dappertutto, nella stessa collina, ma poi anche nella piana sottostante. Quindi. E qui vediamo tutta una documentazione, chi volesse appunto lavorare su questo tema, anche nelle colline di Settignano, nelle colline di Fiesole, quindi non solo di Sesto Fiorentino, quindi molto significativa. Ecco, si diceva prima che la piana è nata come un sistema di campanili, quindi la città, cioè sul piano amministrativo, la città organizzava politicamente, organizzava il mercato, ma sul piano della gestione del territorio, sul piano amministrativo, salvo le grandi opere che erano di competenza dello Stato Granducale, prima del comune e poi dello Stato Granducale, si lasciava tutto addirittura con le comandate materiali, cioè quando c'era da fare un'opera pubblica, quindi la Lega e il comune locale arruolava, quindi spesso senza pagare, quindi erano corvée, quindi contadini e popolani per fare. Quindi, come si sa poi, la città, il comune di Firenze nasce praticamente con la riforma di Pietro Poldo tra il 1774 e il 1781-82 e quindi la città arrivava alle mura, subito di là c'era la campagna e arrivavano Fiesole, Bagnaripoli, quindi Campi Bisenzio, tutti gli altri comuni. Soltanto nel 1865 il comune di Firenze, che doveva realizzare il piano Poggi, ovviamente di là dalle mura, fu costretto a rivedere questa posizione, come dire, aristocratica, e qui da invadere il territorio degli altri comuni. Nel 1865 vediamo in questa carta tematica il cerchio, il raggio di 3,5 km, 4 km dalle mura, e la prima sottrazione delle terre a tutti i comuni circostanti. Poi nel 1910 ci fu un altro allargamento, ma il grosso delle sottrazioni e anche una semplificazione della maglia comunale che era molto più fitta fino al 1774, ma fino al 1865 aveva comuni come il Pellegrino, come Careggi, come Coverciano, quindi c'era tutta una, insomma, come Legnaia, quindi c'era una micro comuni e vennero poi aboliti nel 1865. E quindi il comune di Firenze, che noi vediamo oggi, venne costituito attraverso queste graduali sottrazioni di spazio tra il 1865 e il 1928. Ecco, le trasformazioni del secondo dopoguerra, nella piana in particolare, saranno oggetto della seconda parte di questo ciclo. Abbiamo detto che non esiste un'area metropolitana come ente amministrativo, ente istituzionale, quindi
e quindi c'è stata tutta una serie di addizioni, di espansione prodotta da tutti i comuni della piana, quindi in competizione spesso tra di loro. Cioè negli anni 50, 60, 70 e anche dopo del XX secolo, i comuni dovevano avere tutti l'area industriale, l'area commerciale, quindi l'area dei servizi, lo smaltimento rifiuti, quindi c'è appunto in un'ottica di campanili che non collaboravano, coordinavano, e quindi possiamo vedere tutto questo bel risultato alla luce delle osservazioni anche panoramiche dall'alto o dello studio dei documenti dei documenti, quindi essenzialmente le foto aeree, ma anche le carte topografiche dell'Istituto Geografico Militare o della regione toscana prodotte dagli anni 70. E quindi vediamo il confronto fra foto aeree del 1954 e foto aeree del 2016. Qui siamo a Bagnaripoli, quindi nella piana ad est, a sud-est del comune, quindi il confronto purtroppo si sta ancora oggi delineando da parte dei comuni della cintura, come Bagnaripoli, quindi espansioni verso la città, e quindi da centri poi autonomi diventano periferia, diventano quartieri collegandosi con il quartiere di Viale Europa, quindi di Firenze. Mi sembra abbiamo anche un'altra immagine, ecco, della piana invece ad ovest, Sesto Fiorentino, confronto fra 1954 e 2016. Qui è molto, molto più evidente la colmata che si è avuta della piana. Nonostante che, basta, poi chiudo, ma ricordare che la piana fin dal 1990, e si cominciò però a parlarne qualche anno prima, doveva essere, c'è un documento, un atto di pianificazione della regione che è lo schema appunto dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, doveva essere oggetto di una pianificazione ordinata e doveva nascere nella piana, pensando che ormai aveva già insomma, l'edificazione disordinata e concorrenziale, aveva già consumato troppo, quindi un parco, e si cominciò a parlare di Parco della Piana, anno di grazia 1990. E negli anni, nel primo decennio del millennio, tra il 2004 e il 2010, ci furono tante iniziative coerenti verso questa trasformazione di circa 3.000 ettari, tra Prato e Pistoia ovviamente si sta parlando, di terreni ancora inedificati in un parco anche agricolo, oltre che un parco ambientale e un parco paesistico, che ovviamente disporrebbe di un grande patrimonio, quindi insediamenti, zone umide, insediamenti storici, ovviamente pensate alle ville, quindi a tanto, e quei corridoi ecologici indispensabili per collegarsi alle colline dove almeno sulla carta esistono dei parchi come quella Calvana. Monte Morello, non è proprio un parco, insomma è un sito comunitario, quindi, però poi abbiamo il Terzolle, abbiamo il Mugnone, abbiamo il Parco del Mensola, si dovrebbero creare parchi anche a sud dell'Arno, soprattutto tra il fiume e Bagnaripoli, intorno alle gualchiere di Remole, quindi quei corridoi ecologici. Quindi ci sono stati interventi, anche iniziative partecipate che hanno avuto notevole successo. Poi nell'ultimo decennio i problemi delle grandi infrastrutture, prima l'inceneritore a Case Passerini, poi il nuovo aeroporto a Peretola, hanno bloccato, almeno per ora,
tutto questo processo e sembrava già un dato di fatto. Ricordo, posso anche leggere una testimonianza del governatore Claudio Martini che nel 2006 quindi, dava per certo l'inaugurazione del parco entro il 2010. E quindi perché con questa valenza quindi, anche produttiva, non solo conservativa, non solo di ambienti, di paesaggi, ma anche per uno sforzo di ricreare un'agricoltura produttiva, queste poche aziende ancora oggi rimangono tra un capannone e un'infrastruttura e l'altra. Ecco, io a questo punto mi fermerei, saluterei, però ci sarà la registrazione dell'intervento